Un altro giorno importante per la città di Palma di Montechiaro, per la mia città che ho il privilegio e l'onore di rappresentare. La posa della prima pietra di un'altra opera finanziata dal PNRR. Siamo in un luogo simbolo che è l'asilo nido, ex commissariato del nostro villaggio Giordano. Perché è un luogo simbolo? L'abbiamo detto tante volte in questi anni, ma rappresenta davvero quel percorso che abbiamo intrapreso e che vogliamo portare avanti. Negli anni 80, anni 90, questa struttura fu costruita ed era destinata già ad asilo nido, ma quel periodo storico così triste, del quale io dico sempre dobbiamo vergognarci, non lo dobbiamo mai dimenticare affinché non si ripeta, vi fu addirittura l'esigenza che, pur Palma non avendo il numero di abitanti necessario per avere il commissariato, visto la morte che c'era in quel periodo storico, non fu aperto mai come asilo nido, ma venne utilizzato come commissariato di Polizia di Stato. La commissione antimafia, che fu presente qui in quei giorni, disse che a Palma di Montechiaro il senso di umanità era sospeso al punto tale che un asilo nido venne trasformato in commissariato di Polizia di Stato. In questi anni abbiamo portato un percorso di legalità, di rispetto delle regole, di amore verso questa città, e questo ci ha consentito, grazie al finanziamento all'epoca del Ministero dell'Interno, di riconvertire di nuovo questa struttura, perché il commissariato ha una struttura nuova, sempre a pochi passi da dove ci troviamo, ma costruita e dedicata per l'attività preziosissima delle forze dell'ordine. È stato riconvertito ad asilo nido, quindi la vita si riappropria del proprio spazio, finalmente a danno della morte, cioè si è invertito quel percorso nefasto degli anni 80 e degli anni 90. Oggi siamo qui a porre la prima pietra di un passaggio fondamentale, perché parliamo ancora di vita, perché i bambini di Palma, per fortuna, sono tanti, anche se non sono quel numero che vorremmo e speriamo possano aumentare, e quindi abbiamo la necessità che l'asilo nido venga ampliato. Grazie al lavoro preziosissimo dell'ufficio tecnico, dei miei assessori, dei miei collaboratori, e a sostegno sempre del Presidente del Consiglio Comunale Domenico Scicolone e di tutta la mia maggioranza, abbiamo ottenuto, questo è uno dei tanti finanziamenti del PNRR, questo finanziamento, e oggi posiamo la prima pietra di un percorso di vita in continuità con quanto fatto in questi anni. Siamo orgogliosi di servire Palma di Montechiaro, siamo orgogliosi di rappresentare questa città che è passata da essere additata ad esempio di morte e di inefficienza, è passata a essere presa a modello di sviluppo, di cambiamento, a un percorso nuovo di rinascimento che Palma sta portando avanti. Io ho solo il privilegio di essere il capitano di questa squadra, l'ambasciatore di questo messaggio, ma questi traguardi vanno condivisi con tutti. Tra pochi giorni inaugureremo un altro intervento sempre qui a Villaggio Giordano, ed è importante che si possa investire nel nostro Villaggio Giordano, perché è uno dei quartieri più popolosi che ha la città e che forse troppo spesso è rimasto ai margini dell'agenda politica. Invece in questi anni, piano piano, anche qui il percorso da fare è lunghissimo, sappiamo che tantissimo c'è da fare, però abbiamo iniziato e stiamo iniziando con investimenti che superano i 2 milioni di euro. Oggi motivo di orgoglio per il comune di Palma di Montechiaro, alla guida del sindaco Stefano Castellino, e come assessore alla pubblica istruzione è veramente un grande traguardo, soprattutto perché diamo risposte concrete a tutta la comunità, rispondendo anche a quelle che sono le esigenze delle famiglie, creando degli spazi nuovi e un servizio nuovo anche alla comunità, alle madri lavoratrici che hanno esigenze di andare anche a lavorare, di incrementare anche la natalità, e tutto questo sono risultati che si raggiungono quando si lavora in sinergia tra governo nazionale, comuni e anche gli impiegati che lavorano incessantemente nell'ambito dell'amministrazione.